organizzata dalla Regione Veneto e dall'UNCLI. È un momento veramente importante perché appunto per promuovere e valorizzare il territorio, soprattutto per la parte collinare, mancata per molti anni. Una giornata che riunisce anche tutta l'area collinare veneta. Con tutte queste manifestazioni, chi ha avuto modo di vedere sul sito della Regione Veneto avrà visto le decine e decine di manifestazioni di oggi in tutta la fascia collinare. Il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche oggi propone questo pomeriggio naturalistico e abbiamo voluto appunto così parlare di questi animali che ritornano dopo tanto tempo e suscitano un po' di paura ma anche tanta curiosità, e quindi lupi, orsi e altri animali, il ritorno sui Colli Veneti. Abbiamo diviso in due la presentazione. Giovanni Tomasi, storico, farà la prima parte, introduce, e poi Lucio Mercadante del Corpo Carabinieri Forestali, Biodiversità di Vittorio Veneto. Poi, se qualcuno è interessato, alla fine De Bastiani, editore, ci ha fatto avere dei libri, sono tematici sui vari animali: sciacallo, aquila reale, lupo del Cansiglio, biancone Cansiglio e la sua fauna. Sono tutti piuttosto nuovi, quindi non so se li avete già visti in libreria. Ecco, intanto vi auguro buon ascolto. Inizia Giovanni Tomasi. Bene, Giovanni, a te. Buonasera signori, come diceva Silvia, io faccio la parte più antica. Teniamo presente che per la parte più antica non abbiamo quasi niente, nel senso che qui ci sono centinaia di studiosi che producono e quindi c'è una notevole bibliografia, anche recentissima. Mentre per il tempo passato abbiamo veramente poco perché non interessava molto la fauna. E quindi abbiamo, io faccio più che altro provincia di Belluno e di Treviso e zone limitrofe oggi. Per la provincia di Belluno abbiamo un buon scritto edito nel 1838 di Tommaso Catullo, che era un geologo dell'Università di Padova, fra l'altro, che ha fatto la fauna gli animali della provincia di Belluno. Per la provincia di Treviso abbiamo un articolo più stringato di Alessandro Pericle Ninni, che nel 1864 ha scritto I vertebrati della provincia di Treviso. Per aree più limitate abbiamo la relazione di Giovanni Magoni, che era ispettore in Cansiglio, è del 1831, lui fa naturalmente tutta la foresta del Cansiglio, tutta la problematica del taglio del legname, della produzione e di lavori, ma anche 5 righe sulla fauna silvestre. 20 anni dopo, il suo successore, che è Adolfo de Bérenger, che era stato ispettore successivamente, verso il 1855 ha fatto le note alla relazione del suo predecessore, quindi si vede anche i cambiamenti che ci sono stati. C'è qualcosa si può trarre dalla toponomastica, ovviamente, molto poco dai dialetti e poco anche dalla memorialistica, perché pur essendoci delle cose sono sempre spesso per sentito dire e comunque mai o mal datate, e poco si tira fuori anche dalle centinaia di volumi di storia locale che sono usciti negli ultimi 50 anni, ma su centinaia di volumi solo in 5 sono riuscito a trovare qualche cosa che possa servire a quello di cui parliamo stasera. Allora, cominciamo, vi faccio 4 carnivori e 3 erbivori. I carnivori sono i più simpatici, naturalmente, sono i predatori. Il re dei predatori, e cominciamo con quello, è il lupo. Lupo, qui parliamo in antico del Canis lupus italicus,
che è una sottorazza, una variante del Canis lupus, che è il lupo europeo. Alcuni zoologi l'hanno proposta, altri la rifiutano. Comunque si tratta di un lupo un pochino più piccolo di taglia rispetto al lupo europeo in generale, pesa dai 28 ai 34 kg circa, quindi come un cane di media taglia, diciamo. E era diffuso in tutta l'Italia originariamente, ma essendo l'animale più odiato, a parte i romani che avevano un culto, non dico un culto del lupo, ma insomma era un animale totemico perché è quello che allatta Romolo e Remo, quindi avevano una certa parentela e amicizia col lupo. Poi per millenni è stato odiato, l'animale più odiato dall'uomo, ucciso in tutte le forme possibili e immaginabili, fosse, tagliole, esche avvelenate, lacci, tutto quello che è possibile, e il salto di qualità nella distruzione del lupo in Italia e comunque in generale dappertutto è stato l'avvento delle armi da fuoco, che ha permesso di uccidere a distanza. Vi ricordo che la lupara, che tutti voi conoscete, era l'arma per uccidere i lupi in Sicilia originariamente, cioè un fucile in pratica. E tutte le varie amministrazioni, dal Medioevo in poi, ma probabilmente anche prima, pagavano una taglia per ogni lupo ucciso. E quindi specialmente nell'Appennino italiano c'erano dei professionisti che erano cacciatori che andavano a uccidere i lupi, i lupari, e incassavano poi le taglie e vivevano di quello. Questo è continuato fino al Novecento. E la distruzione del lupo è stata tale che verso metà degli anni 70, quindi meno di una cinquantina di anni fa, i lupi in Italia erano ridotti a un centinaio. E un centinaio dispersi su un areale immenso che va dall'Umbria meridionale, Toscana meridionale, sino alla Calabria centrale, e in più suddivisi in isole, in aree ormai separate fra di loro, erano 4 grossi blocchi, per cui si trattava di lupi che non riuscivano neanche più a incontrarsi fra di loro, il che ha avuto notevoli problematiche anche per loro. Finalmente nel 1976 lo Stato italiano toglie la legge che stabiliva che siccome il lupo era un animale nocivo bisognava ucciderlo. E quindi i lupi si sono ripresi, lentamente, ma si sono ripresi. Io vi parlo specialmente nel Veneto. Secondo tutti gli studiosi di queste cose che ho consultato, il lupo nel Veneto si è estinto nel decennio dal 1850 al 1860 circa, ecco, poco dopo il 1850. In particolare abbiamo pochissime notizie sul lupo, veramente, sui lupi uccisi, ma ce n'è una che probabilmente è l'ultimo lupo ucciso in provincia di Treviso, che riguarda 2 esemplari di lupo uccisi nella Valsalega, penso che tutti sappiate dov'è, comunque comune di Fregona, diciamo. Sono stati uccisi da un cacciatore di Osigo nel 1826 e le spoglie, diciamo così, sono state portate all'amministrazione e quindi gli è stato pagato una taglia di 20 fiorini per il lupo maschio e 25 fiorini per la femmina. Siccome ancora non si vede arrivare nessun carabiniere, ve la tiro un po' lunga e avevo intenzione di tagliare perché il mio target era 30 minuti, ma insomma penso che a questo punto posso anche aggiungere qualcosa, perché possiate capire che cosa voleva dire una taglia di questo genere. Allora, il fiorino era la moneta dell'impero, era una moneta di conto, una moneta nominativa, cioè una moneta che non esisteva, ma faceva di riferimento a tutte le monetazioni della zona.
un po' come il ducato veneziano. Il ducato era una moneta di conto, anche quella non esisteva, però aveva un suo valore, come la guinea in Inghilterra, che io quando sono andato per la prima volta in Inghilterra, cioè 50 e passa anni fa, mi sono trovato che tutti i prezzi erano in guinee, e non era facile capire perché io ero partito con la sterlina, ma invece no, esisteva anche la guinea, moneta inesistente ma nominativa. Allora, il fiorino valeva 3 lire venete, cioè 3 lire utilizzate durante il periodo austriaco nel Veneto. Quindi il prezzo che è stato pagato per il lupo maschio è stato 60 lire. È difficile per noi capire che cosa volessero dire 60 lire nel 1826, però un maestro aveva uno stipendio massimo, nei comuni abbastanza grossi, di 600 lire l'anno. Quindi aveva uno stipendio di 50 lire al mese, 60 lire voleva dire che il contadino che ha ammazzato il corpo poteva vivere tranquillamente col sussidio che gli era stato dato dall'amministrazione per un mese. Quindi abbastanza, diciamo, per i tempi. E questi sono gli ultimi che io abbia trovato in provincia di Treviso. L'ultimo che è stato ucciso a nord, a Cortina, è stato ucciso l'ultimo, Cortina che in quel momento faceva parte del Tirolo, è stato ucciso nel 1845. Catullo nel 1838 dice sì, c'è ancora qualche lupo, specialmente sui monti dietro Belluno, rarissimi sono sulle montagne, quindi Cadore, Zoldo e Agordino. Il Magoni, che scrive nel 1831, dice che ci sono ancora i lupi nel Cansiglio, ma non tutti gli anni, perché spesso se ne andavano e scomparivano per qualche anno. Il De Berenger, che scrive 25 anni dopo circa, dice i lupi ormai sono diventati rarissimi e non comparivano neanche sempre. Ninni, che scrive nel 1864, dice in provincia di Treviso non ci sono più lupi, salvo le dicerie non ben controllate dei montanari, quindi specialmente dei montanari della nostra zona, dell'alta provincia di Treviso, perché qualche lupo magari passava giù dal Cansiglio. Tenete presente che anche in Friuli col 1850 circa scompaiono completamente i lupi. Quindi possiamo dare per assodato che in quel periodo, che è riportato su tutti i testi, di lupi fossero scomparsi dal Veneto. Questo Canis lupus italicus, perché invece, essendo noi in Italia nord-orientale, lupi dei Balcani arrivavano continuamente e Catullo scrive proprio durante il periodo delle guerre napoleoniche abbiamo visto lupi diversi, erano lupi più grossi e più scuri del grigio che era il nostro lupo, e sono completamente scomparsi nel 1813. Ora, nel 1813 non sono scomparsi per caso, sono scomparsi perché le armate francesi si sono ritirate dal Veneto, tallonate dagli austriaci, e quindi è finito il periodo bellico che era cominciato nel 1797, perché questi animali, dovete immaginare che l'Europa per oltre 20 anni è stata teatro delle guerre francesi, dove centinaia di migliaia di uomini si muovevano, si scontravano con altri, e poi chi perdeva la battaglia fuggiva e lasciava là i suoi morti, e chi inseguiva non aveva certo tempo e voglia di seppellire i morti del nemico. Oltre agli umani c'erano anche centinaia di migliaia di cavalli che servivano per la cavalleria e per il traino dell'artiglieria, e di bovini che servivano per il traino dei carriaggi e per la macellazione. Quindi nelle battaglie c'erano migliaia di morti, non solo uomini ma anche animali, e quindi questi spostamenti dei vari eserciti erano seguiti da lupi,
volpi, avvoltoi e tutti gli altri animali che potevano servirsi di cibo già pronto. E quindi dopo il 1813 non ce ne sono più. Abbiamo però tutta una serie di altre documentazioni di presenza di lupi, oggi si dice in dispersione, esemplari in dispersione, cioè quindi esemplari isolati che venivano dai Balcani, magari durante inverni molto freddi, per cui non era facile trovare l'alimentazione, bisognava andare chissà dove per cercarla, e quindi si spingevano fino a qua. E così, a cavallo fra l'8 e il 900, data non ben scritta, cioè non specificata, ma in quel periodo lì, un altro lupo è stato ucciso a Osigo. Nel 1909 un lupo è stato visto sul Passo Giau, cioè in Val Fiorentina, Alto Bellunese, e è stato poi ucciso in Cadore. Nell'inverno 18-19, che non a caso segue la fine della Prima Guerra Mondiale, perché la Prima Guerra Mondiale finisce nel novembre del 18, quindi nel novembre del 18-19 sono stati visti sul monte sopra Revine. Nel 1929 un lupo è stato ucciso a Comelico Superiore e un lupo è stato avvistato in Cadore anche nel 1931. Sono animali che venivano dai Balcani e che hanno continuato ad arrivare, perché nel 2012 c'è stata una bellissima storia d'amore che vi racconterò, cioè una lupa abruzzese è partita da giù, si è fatta tutti gli Appennini, ha attraversato la pianura padana, non si sa bene come, è arrivata in Lessinia e lì ha incontrato un lupo dei Balcani che era passato dalla Slovenia a Trieste e era arrivato fin lì, avevano tutti e due il radio collare per cui sono stati seguiti, lì è scoppiato l'amore e l'anno dopo c'è stata la prima cucciolata nella Lessinia orientale, fra due lupi diversi, il che ha comportato l'arrivo di nuovo patrimonio genetico, perché i nostri lupi, che erano 4 gatti, se si può dire il termine, e continuavano a mischiarsi fra di loro, quindi il patrimonio genetico si impoveriva tantissimo. Invece da quell'anno in avanti è arrivato nuovo patrimonio genetico che rinforza il lupo. Ecco, il lupo in pratica sono circa 2 secoli che qua non si fa vedere e prima anche non ce ne dovevano essere più molti perché sono stati tutti sterminati. E in particolare il termine dialettale, che nei nostri dialetti si dice lof, il lupo, nei dialetti feltrini si dice lou. Questo lof è diventato non più un lupo perché nessuno sapeva più cos'era, non si vedeva più, e è diventato una specie di spauracchio per i bambini. A Revine si diceva va a dormire, se no arriva il lof e ti porta via. Quindi è per spaventare i bambini. Era rimasta la parola anche se non c'era più il corrispettivo. È come noi chiamiamo queste una penna, ma ovviamente non è una penna d'oca come usavano nel passato. Succedono queste cose. Quindi il lof è diventato questo. La femmina del lupo, che è la lova, o la loa, dipende dalle zone, è rimasta solo in un detto che si dice in parecchi dialetti dell'Alto Veneto, cioè il male della lova, che è la fame insaziabile. Perché il lupo cosa fa? Sta magari 4-5 giorni senza mangiare, perché non è facile, non va a comprarlo, deve cacciarlo lui. E quindi quando finalmente caccia ha una fame insaziabile, mangia tutto quello che può, perché tanto sa che poi chissà quanto tempo passerà prima che arrivi il prossimo pasto. È rimasta quindi questo detto, e poi la lova o erba lova è il nome dialettale anche qua della cuscuta, che è un infestante dei prati che fa deperire le altre erbe. Ce l'abbiamo anche noi a Manzana, quindi penso che insomma, molti di voi conoscono la cuscuta. Il lupo chiotto in dialetto si chiama lovat,
che non esiste più, però è rimasto il cognome. Ecco, questo tanto per dire. Adesso parliamo dei vari marchingegni per ammazzare il lupo. Il principale è la fossa luparia, che in dialetto fa l'overa. Secondo gli statuti di Treviso del 1313, ogni regola, cioè ogni piccolissima unità amministrativa, ogni villaggio in pratica doveva costruirsi una lovera, era obbligatorio. Questo valeva a Treviso, cioè per la destra Piave, ma anche qua è la stessa cosa, per cui ogni comune della nostra zona ha una lovera o loghera, che dir si voglia. A Vittorio Veneto, per quello che molti di voi sono di qua, quindi mi sono tirato fuori questo esempio, la lovera più famosa è quella che oggi si chiama la Cal dell'Ivera. Si chiama Cal dell'Ivera dal 1500 in avanti, ma i documenti trecenteschi scrivono l'Uvera. E si trova non a caso nella pianura di Veglia, la Cal dell'Ivera e la vecchia Lovera, ma tutta la grande pianura che c'è a sud era un enorme pascolo per gli ovini. Voi sapete, gli ovini durante l'estate monticavano, e quindi erano tutti in montagna, ma durante i mesi invernali dovevano svernare qua e quindi si fermavano sui pascoli della Veglia. La faccenda è durata fino alla metà del 600, quando si è cominciato, i comuni, perché era un pascolo collettivo, hanno cominciato a vendere il territorio per far soldi, e quindi è finito la storia del pascolo anche. E quindi hanno sistemato la lovera dove c'erano gli ovini, perché erano facile preda dei lupi. E fra l'altro sotto, nei documenti cinquecenteschi, c'era la località Volpera, perché le volpi, una pecora magari non riescono a mangiarla, ma un agnello sì, lo riescono a uccidere. Quindi c'era anche la fossa più piccoletta per far cadere dentro le volpi. E per chiudere un po' il circolo, alla chiesa di San Giacomo di Veglia si andava a prendere il pane benedetto per guarire dalla rabbia. Voi sapete che la rabbia si chiama rabbia silvestre e è portata da vari mammiferi, fra l'altro specialmente dal lupo e dalla volpe, che poi possono anche passare al cane, e lì probabilmente le lotte cane-lupo ci saranno state spessissimo, e quindi diventa pericolosa anche per l'uomo. E era proprio lì. E fra l'altro la campagna a sud di Ceneda, nella parte bassa era questo grande pascolo collettivo. Sotto il borgo c'era la fascia dei coltivi. I coltivi però d'inverno non vengono utilizzati perché il terreno riposa, e con ottobre di solito i raccolti sono finiti. E quindi cosa troviamo lì? Che non c'entra con i lupi, ma è simpatico lo stesso nel quadro generale. Sotto Sofratta c'è la via Bressana, e prima c'era la località Bressana, e la Bressana è una rete per prendere gli uccelli, è un tipo di rete particolare per prendere gli uccelli. Dall'altra parte, sempre sotto Ceneda, sotto Cozzuolo a questo punto, verso Carpesica, c'è un'altra località che si chiama la Utia, e Utia è il nome dialettale del roccolo, prima che nell'Ottocento cominciassero a chiamarlo roccolo. Quindi vedete, sotto ci mettevano le pecore, e quindi ci sono le fosse per i lupi e le volpi. Sopra andavano invece a cacciare, diciamo, gli uccelli con tutti i marchingegni del caso. Sempre con riguardo alla toponomastica, toponimi col lupo sono abbastanza diffusi. Ce n'è addirittura in pianura, perché a San Vendemiano c'è attestato nel 500 un campo dell'ovo. A Revine c'è una Cal dei Lof, che è quella che dalle fornaci di Revine porta a Nogarolo, quindi in posizione un po' fuori dal paese, che probabilmente gli ultimi lupi si trovavano in quella zona. A Cison gli abitanti sono chiamati Lof da quelli dintorni. Come noi chiamiamo Ravanei quelli di Veglia e Notoi quelli di Ceneda, e quelli di Cison sono chiamati Lof. Infatti nell'alta valle di San Daniele, sopra Cison, c'è il rifugio dei Lof.
Ecco, questo è il lupo più o meno tutto quello che si può dire senza tirare troppo a lungo. Adesso passiamo al secondo predatore, che è l'orso. L'orso, qui si parla dell'Ursus arctos, cioè l'orso bruno europeo, non dell'orso degli Appennini italiani, che è l'orso marsicano, che è un pochettino più piccolo rispetto a questo. Anche qua ovviamente c'erano dappertutto più o meno, tant'è vero che nei recenti scavi al sito palafitticolo di Colmaggiore di Tarso è stato trovato osso di orso, perché naturalmente veniva cacciato e mangiato. In Abruzzo i bracconieri hanno fatto prosciutti di orso fino a ieri e magari anche oggi. E sempre in quello sito è stato trovato anche un dente di un canide, che non si sa se sia un cane già domesticato oppure un lupo ucciso. Allora, l'orso naturalmente è stato sterminato anche lui, e verso la metà dell'Ottocento non esisteva praticamente più. Catullo dice che gli orsi ormai si trovavano solo nello Zoldano e in Zoldo e Cadore, e ce n'erano pochi ormai. Ninni non lo prende neanche in considerazione. Magoni, per il Consiglio, dice che c'erano gli orsi nel 1831, però non procreavano lì. Quindi si tratta di animali che vengono da un'altra parte, probabilmente dall'Alta Valcellina. I figli li facevano dove erano abituati a stare, poi alcuni esemplari, probabilmente maschi o anche femmine non in calore, scendevano a sud fino al Bosco del Consiglio. E De Beranger dice che quando scrive lui, cioè 1855 circa, non ce n'erano più. Sull'orso però sono riuscito a trovare un po' di documentazione in più. Cioè, nel 1817 è stato avvistato l'ultimo orso, che era una vecchia femmina semicieca, sul Serva. Il Serva è quella montagna che c'è fra Belluno e Ponte nelle Alpi. Lì è stato visto l'ultimo nel 17. Nel 21 è stato ucciso l'ultimo in Carnia, a Forni di Sopra, 1821. Nel 1828, sotto il Crep della Salera, che è sopra Osigo, un cacciatore di Osigo ha ucciso un orso. L'orso, che era stato ucciso per allora, nel 1828, era piccolo, pesava 80 libbre, che corrispondono a circa 40 kg, quindi era non dico un cucciolo, ma era un orso molto giovane. La taglia pagata è stata di 30 fiorini, cioè 90 lire, cioè una volta e mezzo lo stipendio di un maestro che prendeva uno stipendio alto, perché quelli bassi prendevano 400 lire all'anno. Poi a Cortina l'ultimo orso è stato ucciso nel 1835. Nel 1859 è stato visto un orso a Sappada. Nel 60 è stato ucciso l'ultimo orso del Cadore a Auronzo, e l'ultimo orso anche a Claut Alta Valcellina. E nel 1870 è stato ucciso l'ultimo orso del Veneto in Cansiglio, ma anche lì, siccome De Beranger dice che non ce n'erano più 15 anni prima, molto probabilmente è un animale venuto probabilmente dal Tirolo o comunque dall'Austria e ucciso poi lì. Credo che la zona dove ci fossero più orsi fosse l'Alta Valcellina, perché lì nel 1855 è morto, e quindi ci sono tutti i dati nell'anagrafe parrocchiale, un cacciatore eremita, perché abitava da solo in Tanta di Malora, che nella sua vita aveva ucciso 26 orsi, quindi vuol dire che lì ce n'erano parecchi. Allora, per quanto riguarda, quindi con la metà 800 sono finiti, e anche in Friuli non esistevano più. Per quanto riguarda la toponomastica,
ci sono alcune toponimi con l'orso. In particolare c'è uno che è la Croda orsera, che è sulla montagna di Revine, quasi al confine con Lago, ma comunque a Revine. Il toponimo è documentato nel 1444 e sempre nella stessa zona, poco distante da lì, c'è un toponimo successivo del 1615 che è l'attesa dell'Ors. L'attesa è in linguaggio venatorio, il linguaggio dei cacciatori, è la postazione dove si mette il cacciatore che aspetta il selvatico che arriva. Quindi vuol dire che in quella zona gli orsi hanno continuato per parecchio tempo a girare, perché sono due toponimi di epoca diversa, e lì gli si dava la caccia anche. E a proposito di caccia, c'è una bellissima documentazione del 1370 che riguarda una combricola di cacciatori trevisani che sono partiti da Treviso per andare nel contà di Cesana, che sarebbe il vecchio comune di Lentiai, 1370, per la caccia all'orso. E quindi si organizzavano battute dove partecipavano nobili e personaggi del locali per andare a cacciare l'orso, che probabilmente a quei tempi, cioè fine del Medioevo, inizio dell'età moderna, dovevano essere piuttosto numerosi ancora sulle prealpi. Terzo carnivoro che andiamo a fare è quello più elusivo di tutti, veramente difficile da vedere da sempre. Scusate. Sì, niente, anzi siamo ben contenti. Scusatemi. Niente. Vabbè, allora accelero. Bella figuretta, ma vabbè. Niente. Allora, Buongiorno a tutti, scusate. niente. Allora io vi rimpicciolisco, ve l'ho tirata a lunga, adesso la faccio più corta. Sì, perché aspettavamo, non sapevamo il delay time quant'era. Allora collego subito. Allora, l'ultima è la lince. La lince è un personaggio difficilissimo da essere visto perché caccia di notte e poi perché è furbo e cerca di non farsi vedere. È attestata fino alla metà d'Italia, quindi c'è anche la lince appenninica più o meno negli Abruzzi. Non esiste praticamente niente né in etnografia e anche la linguistica da pochissimo, nel senso che la lince appenninica era chiamata gattopardo. In Toscana Dante riporta nella Divina Commedia, la chiama lonza, che chiaramente è una variante di lince. In Piemonte viene chiamata lup ravas, che vuol dire lupo rapace. In tutto il nord Italia viene chiamato lupo cerviero e anche a Venezia, nei vocabolari del 1500, si chiama lovo cervier. Loro non la conoscevano, però conoscevano la sua pelliccia che veniva venduta a caro prezzo perché era un'ottima pelliccia, molto richiesta dalle persone che potevano pagarla, quindi sono proprio le pelli di lovo cerviera. E in Friuli non esiste il nome, anche se l'animale c'era, non esiste il nome, e in Val Belluna, cioè sui monti dietro Belluno, veniva chiamato lovastrel. E come vedete buona parte degli appellativi con cui era chiamata la lince si rifanno al lupo, perché il lupo cerviero perché mangia i cervi, e il lupo ravas perché è rapace e quindi mangia quello po', e l'ovastrel che vuol dire lupastrello, piccolo, tipo lupo, un piccoletto. E l'ultima lince del Veneto è stata uccisa nel 1837 ad Auronzo. Però c'è un bel erbario bellunese della seconda metà del 300 che è conservato a Londra, ma che è stato edito alcuni anni fa e quindi è disponibile. E parlando dell'aconito, che è una pianta velenosa che cresce oltre 1000-1200 metri, l'ignoto estensore di questo erbario, che è figurato, per cui c'è la figura dell'erba e poi c'è la descrizione e anche cosa serve, dice che l'aconito,
che viene chiamato Luz in dialetti bellunesi, ma anche fino a Fregona. L'aconito serve per uccidere i lupi, i leopardi, cioè le linci, e i porci, cioè i cinghiali. Quindi alla seconda metà del 300 possiamo dire che anche nella zona del Belluno si uccideva esisteva e quindi si uccideva la lince. Abbiamo finito la lince, faccio l'ultimo dei carnivori e poi passo la parola direttamente per non stare a parlare tutto io. L'ultimo carnivoro è un simpatico piccoletto, che è la lontra. Che a noi ci sembra che le lontre stiano solo in America, ma no, era un animale tipico dei fiumi e delle acque, ed essendo il Veneto pieno di fiumi e di acque, era diffusissimo nel Veneto. La parola dialettale è lodra o slodra, dipende dalle zone. Sulla lontra Catullo dice che ce n'era ancora qualcuna sul lago di Santa Croce e veniva cacciata perché era mangiata ovviamente, e con la pelliccia che era molto, molto pregiata e sottile si facevano i cappelli. Quindi la lontra veniva uccisa non tanto perché fosse pericolosa, perché pericolosa non era, ma primo perché portava via il pesce, quindi i pescatori non la odiavano, secondo perché la mangiavano e specialmente perché la pelliccia aveva un prezzo anche sul mercato veneziano. Fra l'altro, e qui mi rifaccio all'Osterman, che è uno che ha scritto un bellissimo lavoro di etnografia sul Friuli, lui era nato nel 1841, quindi ha vissuto tante cose, parla di tutti gli animali, compresi quelli che non esistevano più, come appunto l'orso e il lupo. A proposito della lontra dice che la carne della lontra era praticamente ricercata perché si poteva mangiare anche nei giorni di magro. Perché chiaramente la lontra sta nell'acqua, mangia i pesci e quindi loro per probabilità transitiva hanno detto beh, la mangiamo anche noi perché tanto è una specie di pesce nei giorni di magro. Allora, sulla lontra in generale nel Veneto abbiamo un dettagliato studio di Rallo del 1986 che ci dà la situazione negli anni precedenti. E quindi sappiamo che a Due Ville nel Vicentino è stata avvistata ancora nel 1970, e a Cellarda, che è sul Piave vicino a Feltre, fino al 76, e nella laguna veneziana parte sud esisteva ancora alla fine degli anni 70. E quindi vedete è un animale che non è scomparso tantissimo tempo fa, eppure sembra un animale preistorico o stranissimo. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, è stato avvistato a Quinto e Silea di Treviso, una parte bassa, quindi verso la laguna, nel 1954-55, e nei laghi di Revina è scomparsa negli anni 20, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, e non ho trovato da nessuna parte, ma c'è il dizionario del dialetto di Cencenighe che l'autore, che è Rossi, che era nato nel 1923, dice che la lontra era abbastanza comune sul lago del Ghirlo, che è un lago artificiale sul Cordevole, però non sappiamo quando, non certo quando è stato edito il vocabolario perché è il 91, ma probabilmente nell'infanzia dell'autore, che era del 23, quindi diciamo probabilmente sarà stata viva fino al 1950 circa. Ecco, la lontra, che è parecchio tempo che non si vede, e anche quando c'era è difficile vederla, perché è difficile vederla anche adesso, ha subito lo stesso, la parola ha subito lo stesso come potremmo dire, problema del lupo, cioè è diventata qualche cos'altro, e quindi la lodra o slodra è diventata un essere maligno che tira a fondo quelli che vanno a nuotare sul lago di Revina. Io l'ho raccolta lì questa diceria, e Rossi la riporta uguale per Cencenighe, cioè pericolosa per i nuotatori. E praticamente cosa hanno fatto i nostri?
avevano il termine lodra o slodra che dir si voglia, di un animale che ormai nessuno conosceva più, nessuno vedeva più. E non hanno fatto altro che incrociarla con la leggenda delle anguane che stanno nell'acqua e anche loro se possono fare del male lo fanno. E quindi ha subito lo stesso cosa. Allora, visto che nel frattempo è arrivato Lucio, io vi passo direttamente a lui e chiudo qua e poi lasciamo 10 minuti se qualcuno ha domande da fare. Signori, grazie per l'attenzione. Sì, adesso. Sì, sì. 12 e sotto Niente, senza passo. No, la nutria è un animale che credo che sia americano. Ci facevano le pellicce di nutria, quindi c'erano gli allevamenti e qualche deficiente di questi allevamenti o se l'è fatta scappare o l'ha lasciata scappare lui, per cui distruggono tutti gli argini della pianura padana. Ringraziando il cielo, in pianura padana è arrivato da qualche anno anche il lupo e i lupi della pianura padana si sono specializzati nella caccia alle nutrie, quindi il problema nutrie si va un po' abbassando. Come quando il lupo è arrivato, parliamo sempre degli anni 2000, nella Maremma toscana, è arrivato fino al mare, perché la Maremma poi va fino è estinto il problema dei cinghiali, perché il lupo mangia il cinghiale e il cinghiale non va più a fare i danni del corpo. E d'altronde vi ricordate anche voi, fino a 10 anni fa c'era il problema dei cervi in Cansiglio, che mangiavano tutti i piccoli alberi e mangiavano i faggi e scortecciavano, eccetera, eccetera, per cui era un problema grossissimo. Non esiste più perché è arrivato il lupo, perché il lupo è un grandissimo regolatore dell'ecosistema e quindi ha i suoi pro e i suoi contro naturalmente, ma non è tutto negativo. È sempre bene parlare di natura in ogni caso e a qualsiasi livello lo si faccia, bene, quindi ho colto volentieri questa occasione. Mi sentite? Perfetto. Allora, il tema è il ritorno. Io purtroppo, mannaggia, non ho sentito bene quello che ha detto il dottor Tommasi prima, ma è interessantissimo. Sarebbero due parti, un po' sugli animali e un po' sul bosco se ce la facciamo, e se no facciamo partire i filmati. Allora, il tema è il ritorno dei grandi mammiferi, erbivori e carnivori, prede e predatori nel nostro territorio. E per questo sono riuscito appunto a ottenere questi filmati scaricabilissimi su YouTube, quindi si possono utilizzare, ma che in realtà hanno il copyright da parte dell'associazione Lorenzoni, che è l'associazione che gestisce l'Orto Botanico del Cansiglio. Quindi bisogna chiedere permesso a loro per utilizzarli, eccetera. Tutti i filmati che sono stati realizzati negli ultimi 3, 4, 5 anni, una massa veramente enorme e straordinaria, sono stati dati all'associazione, quindi bisogna chiedere il permesso. Però prima desidero esporre alcune considerazioni generali su questi mammiferi e sul loro ambiente prediletto, cioè il bosco. Perché in fondo se non ci fosse il bosco non avremmo né erbivori né tantomeno predatori. Allora, definizione di ritornare. Partirei da qua. Ritornare, ovvero venire di nuovo nel luogo, nello stato, nella condizione in cui si era venuti prima o da cui si era partiti. Quindi dalla Zingarelli si vede che non è solo una questione geografica, bensì proprio un ritornare nello stato, nelle condizioni, cioè gli animali ritornano ma devono trovare, non è che se ne sono andati e poi ritornano, sono tornati perché hanno ritrovato le condizioni, quindi c'è stato un cambiamento positivo evidentemente. E un prologo con 3 citazioni di storici, filosofi, scienziati che hanno vissuto nell'Ottocento e quindi secondo me sono proprio figli degli albori di quella rivoluzione industriale che poi ha avuto tanto peso sul tessuto sociale, sull'economia, sulla politica e quindi anche proprio sulla natura, sull'ambiente. Queste sono le citazioni. La prima è del 1814 di Erich Cotta, selvicoltore tedesco fondatore dell'Accademia Forestale Sassone, che disse: «È l'uomo che ha bisogno dei boschi e non i boschi dell'uomo».
Poi il filosofo economista Karl Marx nel 1856, la storia della natura e la storia degli uomini si condizionano reciprocamente. Quindi loro pongono accento sicuramente sull'importanza della natura e sul rapporto che dobbiamo avere con loro. Di tutt'altra invece ottica è la terza, che è stata detta da George Perkins, che è stato il primo biologo americano, ecologo americano, ambasciatore in Italia dal 1861 al 1882, e che è venuto a contatto con i forestali, con gli agronomi italiani, soprattutto con Adolfo de Bérenger, che fu il primo direttore dell'Istituto Forestale di Vallombrosa, considerato il fondatore della selvicoltura italiana e già ispettore forestale in Cansiglio. La missione dell'uomo è sottomettere ed essere padrone della natura ovunque, per non essere nello schiavo, quindi tutta un'altra concezione. Queste tre citazioni possono essere un po' il leitmotiv di quello che verrò a dire adesso tra poco. Sono i binari su cui ci muoveremo. Da una parte la natura che continua il suo lavoro, da parte l'uomo che interagisce e talvolta desidera sottometterlo completamente senza interessarsi magari delle caratteristiche diciamo proprio intime della natura, no? Sì, sono tornati questi animali, sono tornati, vuol dire che è nato un pur minimo miglioramento delle condizioni della natura e dell'ambiente e dei nostri luoghi. E erano scomparsi completamente, cioè al finire la seconda guerra mondiale non esistevano assolutamente questi animali, se non pochissimi esemplari di lupi nel centro Italia, ma il cervo era completamente scomparso, quasi anche il capriolo, e non ne parliamo poi degli altri. Adesso invece stanno tornando. Alle elementari si insegna molta teoria e si insegnano tra le tante cose, serve a fare molta più pratica dal mio punto di vista, andare nei boschi, permettere ai ragazzi di frequentare, come fanno in altri paesi, molto di più la campagna, toccare la terra, il suolo, rendersi conto praticamente delle cose. Però si insegnano le catene alimentari e anche la piramide trofico-alimentare. Ebbene, questi animali, qua non ho il segno, li troviamo comunque all'apice, eccoli qua, gli erbivori, gli onnivori, i carnivori e soprattutto i super predatori. Se adesso ricompaiono in carne ed ossa vicino a casa nostra questi super predatori, vuol dire che le cose stanno migliorando, non vuol dire che tutto sia risolto, ma si sono ricreate le pur minime premesse perché possano vivere qui e assolvere le tre funzioni principali, cioè mangiare, incendiarsi e anche riprodursi. Sono tornati in realtà già da molti decenni, e questo non è passato inosservato né agli enti preposti, né tantomeno ai ricercatori naturalisti nostri locali, e qui dovrei elencarne veramente tantissimi, pensiamo a Mezzavilla, Semenzato, Stiz, Lombardo, alle botaniche Elisabetta Dal Colle come Veronica Borsato, o ai giovani Roberto Guglielmi, ornitologo, o a Luca Zanchettin che si è appena laureato ieri, da quello che so, esperto di sciacalli dorati e di lupi. E poi c'è stato anche un bellissimo gruppo di persone, si è creato in conseguenza di questo arrivo, di appassionati, ricercatori appassionati e fotografi che si sono dedicati a ricercare questi animali nei boschi e a fotografarli tramite le fototrappole. E qui hanno messo in luce veramente degli aspetti straordinari di questi animali. Chi avrebbe mai pensato, ad esempio, che ci fossero così tanti, fra virgolette, gatti selvatici, o come si muovevano i lupi, quindi veramente cose straordinarie. Quindi è giusto anche ricordare loro, Mauro Da Rossi che è qui presente, e poi anche Elena Terzariol, suo marito Mauro, Yuri e Silvia, eccetera. Si sono dedicati tantissimo e da queste ricerche
effettuati da loro, poi sono scaturiti proprio tutti questi bellissimi testi che abbiamo qui a carattere scientifico divulgativo. Quello che mi viene da pensare però è quando avevo 15-20 anni, cioè parliamo di 40-45 anni fa, quando io camminavo proprio magari con Mauro e con gli amici, andavamo in Cansiglio e c'era chi faceva speleologia, chi faceva roccia, trekking, si andava a sciare, ancora con gli sci in legno, la Grundvalla che era una pece, poi ci si doveva mettere la sciolina sopra, andavamo in giro, rimanevamo abbagliati dalla meraviglia del Cansiglio, cercavamo le tracce, ma al massimo il nostro punto proprio da sogno era poter vedere le tracce di un gallo cedrone, le fatte del gallo cedrone, oppure pensare alla civetta Capogrosso, alla civetta Nanna, ma chi si sarebbe mai sognato all'epoca veramente, non ci passava neanche per la minimo come pensiero in testa di poter un giorno vedere e parlare di lupi, di orsi, di linci, di sciacalli dorati, che adesso è un animale che sta arrivando, oppure pensare che dal nord adesso si immagina che stiano arrivando anche il procione, il canoprocione, dal Mercantour, dalla Francia la genetta, oppure di avvistare anche il camoscio. Io mi ricordo il primo camoscio l'ho visto nel 1994, era a febbraio, alle 7 di mattina, alle Mandre, quindi 250 metri sotto come altitudine al Monte Pizzocche, e proprio mi era venuta la pelle d'oca a vedere un camoscio vicinissimo, quasi lo toccavo. Oppure poter avvistare anche sempre più facilmente l'aquila reale, il biancone, anche se poi Roberto Guglielmi dice tra tutte queste aquile ogni tanto c'è un'aquila diversa, ogni tanto viene avvistata l'aquila minore rispetto anche all'aquila di mare, insomma c'è bel movimento. Oppure pensiamo anche al loco degli Urali, e adesso abbiamo imparato il verso, l'abbiamo conosciuto e ogni tanto c'è, è stato anche preso dalle reti del centro di inanellamento del Pizzocco, quindi grande movimento. Forse i nonni dei nostri bisnonni, forse loro avranno avuto un contatto diretto, ma non certamente i nostri padri e i nostri nonni. Quindi mi viene anche da sorridere a pensare a mia nonna Caterina, che mi diceva sempre: ma Lucio, sta attento che se non fai il bravo arriva il lupo. Oppure a quel mio grande amico, compagno di classe, molto più intelligente di me, adesso è diventato un grande direttore di banca, che ci disse gentilmente, come era solito fare lui, proprio in maniera molto gentile: ma cosa andate a perdere tanto tempo a proteggere il lupo e l'orso, che creano tanti problemi, creano problemi a chi lavora in montagna, e anche se non ci fossero, quale problema sarebbe? Che perdita grave ci sarebbe? Proprio questo è un po' anche i discorsi che si sentono dire: vabbè, mancheranno e amen, però la vita va avanti. E il problema è che questi animali sono estremamente elusivi, furbi, si nascondono, è difficile vederli, e quindi spesso le persone si permettono di dire stravaganti opinioni, teorie, dicerie sul loro conto, scriverle sui giornali, sui social, e questo è un pericolo. Però basta cercare bene per trovare i giusti canali, cercare queste giuste pubblicazioni e informarsi un attimo più attentamente, perché altrimenti facciamo veramente tanta confusione. Girando per il bosco, il turista anche medio, normale, può magari incontrarli, il lupo e l'orso. Ho sentito persone che li hanno visti, ecco, è una questione di qualche secondo, loro ti guardano, ti osservano e poi se ne vanno. Soprattutto teniamo presente che il nostro lupo, Canis lupus italicus, non attacca mai l'uomo, quindi un'altra diceria. Non stiamo parlando dei lupi americani, ma il nostro ha introitato, come si suol dire, nei propri geni il concetto di considerarci superiore, e quindi noi non siamo cibo per loro. E camminando possiamo trovare più facilmente i segni di presenza, sia sul fango, come le orme, o ancora meglio sulla neve. Questa è una foto sia di Mauro da Rossi e un'altra di Guerrino Malagola. Sono proprio le più antiche foto
risalgono al 2015, vero Mauro, queste qua entrambe? Sì. Sono proprio le primissime e tutti erano rimasti un po' così titubanti, soprattutto quella su Guslon, nessuno dice ma cosa può essere? Quindi già all'epoca il lupo che c'era, il lupo e i lupi si muovevano avanti e indietro e con questo loro incedere perfetto, questi movimenti sempre rettilini e non come fanno i nostri cani che vanno avanti e indietro, loro non devono sprecare energia, sanno esattamente dove andare, cosa fare e addirittura qua in Valmenera, quella di Guerrino, vediamo che ha approfittato del passaggio di un'autovettura e per non far fatica ci cammina dentro e sempre con questo passo uno davanti all'altro un po' come le fanno le modelle, no? E non con i piedi destro e sinistro avanzati, un incedere veramente perfetto. E camminando a ritroso, quando si fanno i monitoraggi, come i 2 quinquenni Wolf-Alps, e uno sta concludendosi adesso, ad aprile, e aspetteremo quindi il convegno di Trento che ci illustrerà i risultati ottenuti, si trova il tesoro, questo è il tesoro, cioè troviamo, i ricercatori e noi forestali, si trovavano le fatte. E, trovate le fatte, si raccoglieva un pezzettino, quello soprattutto qua vedete il Ricciolini, queste zone qua, perché sono quelle più ricche di mucosa e quindi di contenuto genetico, si mettevano su barattolini con del sale e inviate per il laboratorio. Questa è la casistica completa, andiamo da fatte freschissime, e qui hanno appena mangiato l'interiore, quasi sanguinolenti, a fatte invece che contengono più ossa, talvolta si trovano addirittura gli zoccoli, no, del capriolo. E sicuramente si trovano pelli, peli, eccetera, ma c'è una cosa inconfondibile, la puzza. Possiedono una puzza straordinaria, proprio di fogna, indimenticabile. Una volta che si sente non si scorda più, veramente è una cosa terribile. Oppure il resto è la predazione stessa. Questo è un capriolo completamente spolpato, qua ci hanno mangiato cani e porci, si può dire, i lupi hanno spolpato tutto completamente, però poi arrivano anche tutta un'altra serie di animali, pensiamo alla volpe, la faina e soprattutto gli uccelli, in particolare il corvo imperiale. Il corvo imperiale solitamente vivono e volano maschio e femmina assieme. Sono solidali tutta la vita, fedeli. Uno in una valle vede passare un corvo, non passa un minuto o due che passa all'altro, quindi stanno sempre in coppia. Quando si vedono più coppie oppure raggruppamenti di 15, 20, 30 corvi vuol dire che c'è qualcosa lì e segnalano appunto la presenza di una predazione. Quindi basta mettersi col binocolo, si osserva questo assembramento enorme di corvi imperiali, si va lì e sicuramente c'è la predazione e loro vanno giorni e giorni fino a spolpare nei minimissimi termini la predazione. Ecco, visto che parliamo di ritorni, parliamo anche, volevo un attimo fare un piccolo accento alle partenze, o volevo dire, ci sono attualmente, dopo vedremo anche altri animali che stanno tornando, ma ci sono anche molte diminuzioni, molte perdite. La biodiversità è sotto scacco attualmente, sapete sta soffrendo moltissimo, cambiamenti climatici, tutt'altro e tante altre questioni, inquinamenti, eccetera, eccetera. Allora qua è un po' una rappresentazione del torcicollo, che io sentivo tantissimo in estate e adesso lo sento sempre meno, la verla piccola, la famosa ingresta, mitica ingresta, che ricerca come habitat la presenza del prugnolo, adesso diventa veramente difficilissimo vedere. La lodola che frastornava il Monte Pizzocco, veramente dovevi fare così certe volte, ti volavano in alto e ti fastidivano, bene, non si sentono più. Il codirsone, che ho avuto la fortuna di vederlo più volte, nidificare sugli anfratti delle cave del Monte Pizzocco e altre cave più visto, cioè io parlo di 30-40 anni fa, e anche il culbianco, e sarebbe da mettere la foto anche del fringuello alpino e della pernice, vi giuro questi, ma forse vi ricorderete, era comunissimo arrivare su in Pizzocco e vedere il culbianco e il fringuello alpino, spariti. E i cambiamenti climatici sono costretti a raggiungere quote più alte, come anche il sordone.
E la pernice che veniva anche a svernare sul pizzocche, sull'agnellezza, veniva proprio a svernare, e spesso io mi ricordo camminavo, loro si acquattano sulla neve, si nascondono e proprio fino alla fine, quando non ce la fanno più, si acquattano, poi tu ci passi vicino e partono via e ti fanno prendere paura. Più visto. Adesso bisogna andare sulle creste. Quindi non dico che sono estinti, ma sono diminuiti. Se noi andiamo ad esempio per la Vella Piccola nelle isole dell'Istria, lì la Vella Piccola vive ancora bene. Se ci sono queste diminuzioni, ci sono anche dei nuovi arrivi. Enormi quantità, migliaia e migliaia di esseri viventi e anche di piante che arrivano da sud, animali alloctoni, esotici. Qua ho messo solo qualche rappresentante, la nutria, il carolensis, lo scoiattolo carolensis, il gambero blu, che fa tanto parlare, l'ailanto. L'ailanto l'ho voluto mettere perché quando abbiamo fatto servizio all'isola di Montecristo, l'ailanto 25-30 anni fa aveva coperto completamente l'isola, quindi aveva creato dei enormi problemi perché questa pianta prolifica enormemente, ha dei semi leggerissimi e quindi aveva occupato tutti gli spazi assieme ai ratti. Quindi il Corpo Forestale dello Stato all'epoca aveva fatto un'operazione enorme, gigantesca, ed era riuscito a eliminare tutti i ratti dell'isola di Montecristo, che è una riserva naturale statale integrale, e anche l'ailanto. E il nostro compito era, oltre a quello di pulire, eccetera, i sentieri, un'isola molto scoscesa, alta 600 metri, piena di anfratti, di monitorare col binocolo la presenza di ancora qualche pianticella, raggiungerla, tagliarla con la roncola, metterci del liquido biologico che la uccidesse e segnarla in cartografia. Quindi vediamo che i movimenti, c'è chi ritorna, chi diminuisce, chi arriva. Ecco, di tutte queste migliaia di esotici, in realtà, per fortuna, non tutti poi riescono a attecchire nei nostri territori. Solo una piccola percentuale riesce a trovare le nicchie e diventare veramente invadente. Teniamo anche presente questa cosa. 1971, questi sono i cervi del Cansiglio. C'è un documento della regione Friuli Venezia Giulia che afferma che nel 1971 non c'è un cervo in Cansiglio. In realtà ce n'erano alcuni, ma erano quei cervi rinchiusi in una riserva recintata faunistica costruita intorno al 1965. Vorrei chiedere al dottor Spada se mi conferma, più o meno deve essere stato quell'anno lì. Ed erano stati introdotti in questa riserva chiusa bene dalla recinzione cervi, caprioli e daini. E vicino a Pianosteria, la Curva del Leon, vicino alla Statale, il museo e poi giù verso la Cornesega. E noi da ragazzi ci si fermava da lì da mangiare e si poteva distinguere le tre specie. Ecco, la dama, cioè il daino, è una specie alloctona, quindi è una specie anch'essa paragonabile a quelli di prima. Era stata portata in tempi storici qua dai Romani, da tante altre popolazioni, ma come in fondo si potrebbe anche dire che la stessa pecora e la stessa capra siano alloctone, ma ormai si sono rinaturalizzate qui. Ma comunque sono tutti animali che sono stati presi nell'Asia minore e portati dai Fenici, Greci, Romani e distribuite in Europa e poi in tutte le isole, come anche all'interno dell'isola di Montecristo, dove c'è questa capra che ha una genetica che è un guazzabuglio, no? Che non si studiata, ma non si riesce neanche a capire cosa sia. Bene, alla fine degli anni '80 quel recinto venne eliminato in conseguenza delle utilizzazioni forestali che prevedevano l'eliminazione dell'abete rosso che era stato colpito dalla larva dell'Hymenoptero cephalcharvensis. C'era stata questa espansione, questa infestazione di questo Hymenoptero che ha portato a morte decine e centinaia di abete rosso, fra l'altro dell'età di 70-80 anni. Prima cosa interessante, perché poi è stata studiata a fondo, ed erano abeti messi a dimora dall'uomo su territori che fino all'epoca, per centinaia di anni, erano stati utilizzati dal pascolo.
quindi terreni e suoli, fra virgolette, già sfruttati, già molto degradati, e questo ci fa pensare. I ricercatori pensano che bisogna tenere presente anche delle fluttuazioni naturali che avvengono nel tempo delle popolazioni animali. Non c'è nulla di stabilito in modo fisso in natura, bensì la natura si evolve secondo uno stato dinamico in perenne ricerca di equilibrio. Certo che una volta che hanno smantellato quella recinzione, a partire dagli anni 90 la popolazione dei cervi schizzò letteralmente, ebbe un incremento del 30%, si giunse ad averne migliaia. Alcuni, senza fare nomi, parlarono di 3.200-3.300 cervi, altri ricercatori più cauti di 1.500-1.600, comunque numeri molto importanti. Andare di notte con le torce si vedevano proprio mandri di cervi. Sta di fatto che da 4, 5, 6 anni sono calati in maniera improvvisa e c'è chi parla che adesso ce ne siano all'incirca 250-300 cervi in Cansiglio. Quindi c'è stato un crollo incredibile e non è un caso che questo sia avvenuto concomitantemente, cioè simultaneamente all'arrivo del predatore, cioè del lupo. Quindi sicuramente un significato c'è. Però hanno stentato i ricercatori lenti a fare questo parallelismo. In realtà è indubbio che sia così e ci sono anche antecedenti, situazioni molto simili avvenute in giro per il mondo, come emblematica quella del parco di Yellowstone, dove i lupi non sono arrivati in maniera naturale, come è avvenuto in Cansiglio, dove addirittura le istituzioni avevano deciso di prelevare dei lupi dal nord degli Stati Uniti e dal Canada e inserirli nel parco di Yellowstone dove non c'era più. E per quale questione? Perché lì esisteva una popolazione enorme di cervi, il red deer, che insomma un parente, diciamo alla lontana, del nostro Cervus elaphus, e anche altri, il cervo della coda bianca, il cervo della coda nera, che sono più simili ai caprioli più che ai cervi. Insomma, tutte queste popolazioni di cervi cominciava a creare dei danni alla rinnovazione naturale. E addirittura qua vediamo giù in fondo, vedete anche le rive cominciavano ad avere problemi proprio quasi idrogeologici, mancavano la vegetazione riparia, veniva erosa da questi cervi. Con l'introduzione dei lupi, in breve, le situazioni cambiarono. Non tanto perché i lupi mangiassero direttamente, li predassero, ma la sola presenza li faceva scappare, nel senso che loro erano abituati ad avere i geyser, a starsene al caldo anche d'inverno, a trovare l'erbetta fresca, e quindi la sola presenza li costrinse ad abbandonare questi luoghi e ricercarsene altri molto molto più freddi, molto più difficili da vivere, con la neve altissima, e la popolazione crollò. Crollando la popolazione dei cervi, la vegetazione ricominciò a riprendere vita, la rinnovazione naturale, e si crearono quindi gli ambienti e gli habitat per molti animali che stavano fino allora un po' soffrendo. Quindi ci fu proprio un incremento di notevole quantità di altri animali. E soprattutto la rinnovazione riuscì anche a sistemare quelle disfunzioni idrogeologiche lungo i fiumi, tanto è vero che il parco pubblicò un bellissimo filmato di 2-3 minuti intitolato "Come i lupi cambiano il corso dei fiumi". Ecco, vediamo che quindi l'introduzione di un elemento va a toccare tutto quanto il sistema e l'ecosistema in maniera anche notevole. Sempre negli Stati Uniti, ve lo dico velocemente, esiste un altro fenomeno molto interessante, quello dell'isola di Royale nel lago Superiore, ed è studiato ormai da 30-40 anni questo fenomeno. In questa isola sono costrette a vivere una popolazione di cervi e di lupi, e si è notato che i lupi non hanno mangiato tutti i cervi, ma si è creato un equilibrio tra le due popolazioni, tra preda e predatori. Ogni 8-10 anni aumenta la popolazione dei cervi, poi questa diminuisce, sale quella del lupo, e così va avanti ormai da 30-40 anni di studio. Quindi si è creato un perfetto equilibrio
tra queste due popolazioni che sono costrette a coabitare nello stesso luogo. Per quanto riguarda i cervi, il Cervus elaphus, era sparito completamente. Alla seconda guerra mondiale, per questioni di cibo, di proteine nobili, vennero cacciati ovunque, caprioli, cervi, ma io mi ricordo da giovane, quando ero piccolo a Sant'Andrea che c'erano i cacciatori, quando ne riuscivano a cacciare uno era una festa, non vi dico cosa facevano. Bon. Era proprio difficilissimo trovarli, vederli i caprioli, i cervi poi non ne parliamo. Quello in alto, questo è il nostro Cervus elaphus, che può presentare anche maschio, ben 2 quintali. Però oltre a questo in Italia abbiamo anche il Cervus corsicanus, specie o sottospecie a seconda della tassonomia, che ha delle dimensioni nettamente inferiori, praticamente la metà del cervo elaphus, del cervo del nord. Ecco, chiamiamo il cervo del nord l'elaphus e il cervo corsicanus quello della Sardegna. Questo secondo delle regole ben precise, scientifiche, studiatissime da Bergman e dall'entomologo famoso Wilson, che è da anni che studiano queste cose ed è da anni che vengono anche in isole come quella di Montecristo, proprio per verificare questo fenomeno. Cioè hanno messo in relazione la grandezza dell'isola e soprattutto la distanza dell'isola dalle altre isole dell'entroterra con le dimensioni degli animali, per cui gli animali insulari posseggono sempre una dimensione leggermente ridotta. Però l'interessante è questo in basso a destra, questo è il vero cervo italico. Come c'è il capriolo italico nel mezzogiorno d'Italia, la lepre italica, rarissima mai da vedere, abbiamo il camoscio d'Abruzzo, l'orso marsicano, il cinghialetto maremmano che è di piccole dimensioni, quello che prolifica una volta all'anno 3-4 esemplari, a differenza del cinghiale nero che prolifica enormi quantità di cinghiali, ma è di provenienza centroeuropea, slovena. Ecco, così abbiamo anche il nostro cervo italico, quello che possiede il patrimonio genetico antico dell'autoctono cervo italiano, e questo è presente all'interno della riserva naturale statale della Mesola in provincia di Ferrara. Anche questa riserva ha una chiudenda, è recintato, e infatti questo cervo soffre di consanguinità e poi soffre per il fatto di coabitare con delle mucche e anche con un certo gruppo notevole di daini. Quindi si è cercato, io li ho visti 15 anni fa ed erano diciamo un po' bruttini, e soprattutto vedete i palchi molto molto ridotti, al massimo come in questo caso si poteva vedere una forca, ma se no i palchi, che sono indice dello stato di salute e delle condizioni ambientali, perché i cervi sono animali sociali molto molto sensibili, ecco, lo manifestano con i palchi. Quindi si è cercato di ridurre questo stress riducendo il numero dei daini e cercando di trasportarne alcuni nel vicino Parco del Ticino, che ha delle caratteristiche simili, con scarso successo. Ecco, se il cervo ha queste caratteristiche, cioè di essere molto sociale, di essere sensibile allo stress, è un corridore, è un vero ruminante paragonabile a una mucca, il capriolo, al contrario, possiamo definirlo una gazzella, un saltatore, è un animale molto molto più adattabile, perché ci sono testimonianze di caprioli che sono riusciti a partorire veramente in condizioni estreme lungo le siepi di asili, vicino alle case. Quindi è una condizione molto più adattabile, e anche per quello che lui si è salvato più facilmente. E poi anche come ambiente non ricerca i prati come il cervo, ma ama quei territori cosiddetti di ecotono, di passaggio tra un ambiente e l'altro, tra il bosco e il prato, dove esistono tante gemme e dove riesce a ottenere proteine vegetali, proprio perché ha una maggiore quantità, perché ha un erumine di dimensioni ridotte. Andando avanti, ecco,
Tutti gli animali che vi ho fatto vedere prima hanno rischiato tutti quindi di estinguersi completamente, e non escluso quindi anche il lupo, il Canis lupus italicus, che alla fine degli anni 70 era messo malissimo, aveva superato il limite minimi di sopravvivenza, meno di 100 individui, e soprattutto, vedete, distribuiti in aree disgiunte molto lontane tra di loro. Mancando le prede, lui soffriva, sì, mancando le grosse prede può dedicarsi quando hanno messo la foto, alle prede inferiori, cioè possono essere le arvicole, i topolini, i topiranni, il ghiro, lo scoiattolo, eccetera. Però se mancano anche quelli è un guaio. Allora tendeva in quegli anni ad avvicinarsi alle città, a raggiungere i pollai e taluni sono stati visti e anche rovistare nelle discariche, anche nelle discariche urbane di Roma, proprio negli anni 71-72. Quindi questi poveri lupi senza prede, costretti a una vita veramente grama. Per fortuna le cose sono migliorate a partire dal 1972 con il decreto ministeriale fatto ad hoc per proteggere il lupo, quindi è cominciato ad essere protetto, e poi anche tutte le leggi a venire sulla caccia. Praticamente attualmente la legge attuale che protegge le specie omeoterme suddivide gli animali cacciabili in 3 categorie: i cacciabili, i non cacciabili e i super protetti. Ecco, il lupo, assieme all'orso, rapaci e tanti altri animali, è un super protetto. Quindi in queste condizioni lui pian pianino è riuscito a sopravvivere, ma soprattutto sono cambiate le condizioni ambientali, c'è stato l'abbandono del bosco, scusate, l'abbandono delle zone montane, e il bosco ha cominciato a ricrescere, e quindi ricrescendo il bosco si sono ricreate le condizioni anche per avere le prede ed è migliorata, ma questo sarà un punto che farò successivamente. L'uomo in queste condizioni ha fatto il far suo, nel senso che ha cercato di aiutare questi animali, come il caso dell'orso, che era praticamente considerato estinto nella Brenta. Negli anni 80 si parlava, ogni tanto è stato visto uno, forse un altro, talvolta si diceva sono andati tutti morti, forse sono 2, forse sono 3. Bene, è stata fatta una grande operazione, sono stati prelevati 15 orsi dai Balcani, portati nella zona del Brenta Andamello, e adesso la popolazione sta bene e conta circa 60 esemplari. E quindi la situazione sta veramente molto migliorando, e anche la popolazione li ha accettati nel bene e nel male. Va bene, ci sono solite contenziosi, ma sono stati creati anche dei musei ad hoc, le guide naturalistiche, studi, eccetera. Quindi l'Orsus Arctos ha ripreso. Questo per quanto riguarda zona Brenta e Adamello. Poi dalla parte nostra invece ci sono quelli che arrivano direttamente dalla Slovenia, questi giovani orsetti che vanno di 3-4 anni, che ogni tanto con una cadenza di 5-6 anni si muovono e vanno a monitorare cosa sta succedendo in Friuli e in Venezia. Sono tutti maschietti, e poi se ne ritornano e camminano e fanno dei giri enormi. Hanno una memoria veramente straordinaria, però prima che arriveranno qua a insediarsi ci vorrà molto tempo, perché la femmina si muove molto di meno, deve accudire i maschi, almeno per i maschietti cuccioli, per 2 anni, e quindi i tempi saranno molto più lunghi, ma bisogna aspettare. Per quanto riguarda il cervo, anche il cervo era completamente scomparso, e anche qui è intervenuto l'uomo. A partire già dagli anni 50 i forestali del Tarvisiano, specializzati a fare questo, li catturavano e li trasportavano lungo l'Appennino. A partire già dagli anni 50 hanno cominciato a fare questo, coi camion. Però questa operazione è continuata negli anni 60, 70, 80, 90, e anche adesso nel corso degli anni 2000 continua. Vi dico solo le ultime: sono stati reintrodotti 35 cervi dal Mercantour nel Cuneese,
proprio negli anni 2000, recentemente, 30 dalla Carinzia sono stati portati nel Cilento, 60 nel Parco d'Abruzzo, 47 nei Sibellini, 37 caprioli reintrodotti nella zona del Bergamasco, e il Cansiglio, che appunto non ne aveva neanche uno, a detta di quel documento del 71, è diventato anch'esso un luogo di cattura, e sempre i forestali del Tarvisio attualmente, proprio in questi anni, catturano qualche esemplare che poi lo trasportano in altre zone. Quindi anche il Cansiglio è diventato, da come che era messo male, un'area di cattura. Diciamo che il lupo è un animale estremamente intelligente e adattabile. Io ho indicato le 4 principali caratteristiche del lupo: il branco, territorialità, dispersione e adattabilità. È veramente estremamente adattabile. Negli Stati Uniti esiste una popolazione di lupi che mangia solo lemming, ok? Che sono delle ervicole. Basta che ce ne siano tante e lui si accontenta. Poi si adatta dove ci sono le prede. Questa è una cartina molto vecchia, del 2012, redatta dalla Polizia Provinciale di Bologna, dove sono state indicate le gruppi familiari che addossati proprio all'interno della città di Bologna in quegli anni. In quegli anni lì l'Appennino arriva ai margini di Bologna, c'erano le prede, e quindi arriva anche il lupo. E il lupo se ne starà tranquillo, si nasconde intelligentemente, non si fa vedere, non attacca l'uomo e si fa le sue prede. Quindi questo 2012, ma attualmente è stato rinvenuto il lupo anche in tutta la pianura padana, a destra e a sinistra, nel Mantovano, nel Ferrarese, eccetera. Quindi lui pian pianino sta sempre più espandendosi. Il cervo, che abbiamo detto prima, è un corridore ruminante, lui interessa l'erba, e così è emblematico il fatto, l'ho voluto mettere, che in alcune isole della Scozia, dove non c'è neanche un albero, esiste però il cervo che vive discretamente, perché trova l'erica, trova erba, mangia anche le alghe che arrivano dal mare, e quindi se la cava. In particolare questa è una foto tratta dall'isola di Rum, in Scozia, dove esiste la popolazione di cervi più studiata al mondo. Si tratta di 1437 cervi che sono stati presi, catturati dalla Keep di Tim Clayton Brock, grande naturalista e scienziato scozzese, che li ha catturati e ci ha messo un collare a ciascuno. Quindi lui è da 30 anni che si permette di studiare nei minimi particolari il comportamento e l'etologia di questi animali, e sono venute fuori delle cose molto 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 interessanti. Per quanto riguarda invece, ritornando al carnivoro lupo, bisogna dire che il lupo appartiene alla famiglia dei carnivori, ma non è solo carnivoro, è strettamente carnivoro. Solo se gli va veramente molto molto male può mangiare qualche bacca, ma deve andargli veramente molto molto male. Al contrario invece di onnivori come l'orso, la faina, la volpe, che anche se manca la carne riescono a sopravvivere mangiando frutta selvatica. Per il lupo questo è veramente un grosso handicap, un grosso limite, un grosso svantaggio, perché dipende direttamente e esclusivamente dalle prede. Se ci sono, lui c'è, altrimenti sparisce, e spesso le prede spariscono per colpa nostra. Li cambiamo l'ambiente, li uccidiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Sparisce velocemente se mancano le prede, mentre gli altri riescono a sopravvivere. Sono come la volpe, opportunisti, ed è così interessante e simpatica questa foto che vede questa volpe che addenta addirittura una manita muscaria, e la manita muscaria mi fa sorridere perché qua si vede l'anellino secondario, le verruche che rappresentano il velo che copriva completamente la manita quando era ovulo e si è spaccata. Quindi tipica manita muscaria, contiene alcaloidi allucinogeni.
È stato dimostrato che vive, non si sa sulla Manita falloide se non ho notizie, però con questo ho chiesto a dei ricercatori, anche esperti di funghi, riescono a mangiare, si vede che hanno una fisiologia che li permette. Però la Manita muscaria non è velenosa, tossica, mortale, ma appunto ha queste sostanze allucinogene. Allora dico, questa volpe ha imparato, come facevano gli hippie negli anni 60, a farsi ogni tanto qualche divertimento. Mi fa sorridere questa idea. Però c'è da dire che se mancano, se si trova male da opportunista, mi sfugge la parola che è, questa volpe, le volpi riescono anche quindi a raggiungere i sacchettini dei parchi nelle città e qui cominciano i drammi perché vanno a mangiare dei cibi non consoni, ricchi di sale, ricchi di zucchero e la fisiologia quindi cambia, anche il sistema immunitario cala, si ammalano e quindi possono diventare veramente veicoli di malattie, loro per noi e noi per loro. Quindi assolutamente questo è da sottolineare, nel senso agli animali selvatici non gli si deve mai dare nulla di cibo perché è veleno per loro. Bene, io non so che tempi che ho, però non lo so, se volete vado velocissimo a dire altre due cose sul bosco, ma altrimenti mi interrompete. Perché volevo dire, tutto questo va bene, tutto perfetto, ma se abbiamo il superpredatore è perché c'è la preda e se non c'è la preda è perché manca l'ambiente. E allora noi, guardando queste foto, no, degli anni 30, delle nostre zone, ci accorgiamo subito, lo sapete meglio di me com'era la situazione, cioè non si riconoscono neanche i luoghi, erano completamente spogli, privi di vegetazione, emergevano le rocce. Qua addirittura in questa foto si vede questo omino, no, che alza le braccia. Ecco, se io torno in quella località e sono tornato, può alzare le braccia finché si vuole, ma non si vedrebbe più. C'è tutta una coltre di bosco. Questo addirittura è verso le Trebuse e questa è Valsalega di Sarmede. Qua è tutto bosco adesso, completamente bosco. Le prese, le pere che vanno su alle Trebuse e l'Amarossa e stessa cosa a Praderago. Sembra proprio un altro ambiente completamente cambiato. Una volta lì si viveva, si tagliava tutta l'erba immaginabile, scusate che prendo questo foglio che è scritto meglio, per dare da mangiare alla vacca, per dare a mangiare ai conigli, alle galline. E la famiglia aveva anche il maiale e si rischiava di morire ed ecco poi il fenomeno dell'immigrazione, come sappiamo tutti, in America piuttosto che in Sudafrica, Australia e via discorrendo, di tutti i nostri nomi. Ma prima dell'erba si erano tagliati gli alberi che storicamente arrivavano a vivere fin sulle creste sommitali della dorsale prealpina bellunese e trevigiana, da Valdobbiadene a Visentine, ed alcuni toponimi ce lo confermano. E ancora prima, nel 600, furono tagliati i faggi che vivevano fin sui bordi del massiccio del Cansiglio, per ottenere larghe fasce di pascoli a ridosso della foresta bandita, della Serenissima, e dando forma ai cosiddetti mezzomigli di veneziana memoria. Prima dei tagli, al posto dei prati, esisteva una completa canopia, un infinito ombrellone di foglie senza soluzione di continuità, con presenza massiccia di faggio. L'uomo in questi luoghi conduceva una vita durissima, aveva eliminato il bosco per far spazio al pascolo, attorno alle malghe o per i magri orti di sussistenza, si arrampicava a strappare l'erba fin dove poteva e la selvaggina rappresentava spesso l'unica fonte di proteine nobili e furono così sterminati tutti i grandi mammiferi, cioè furono sterminati per mangiare, inutile, era l'unica fonte di proteine. Da sempre nella storia umana ci sono stati momenti di spinta alla distruzione e utilizzazione sfrenata della compagine forestale che causarono notevoli dissesti idrogeologici e poi commessi danni, momenti di ripensamento, di difesa, emanazioni di leggi protettive, tentativi di ripristino di boschi tramite piantumazione, rimboschimenti e leggi protettive. È l'epoca, ad esempio, della
promulgazione del Regio Decreto Ministeriale 3267-23, che noi forestali viene fuori dalle orecchie, ma che è la legge fondamentale ancora in vigore ed era stata appunto emanata con il concetto di funzione pubblica del bosco. È stato introdotto questo importante concetto, che il bosco ha una funzione pubblica, indipendentemente che sia pubblico o privato, in funzione idrogeologica. Non uccidetemi, sono velocissimo. Riprendendo sommariamente la storia del bosco, bisogna dire che il periodo migliore passato dal bosco è collocato molto molto lontano. Al termine delle glaciazioni del Quaternario, l'ultima fase Wurm, conclusa 12.000 anni fa, il clima lentamente migliorò in più fasi. Ci fu il preboreale, il boreale molto freddi, le condizioni erano paragonabili a questa foto della Groenlandia, quindi veramente ritira il ghiaccio, ma qualche lichene e basta. Poi le cose migliorarono intorno al 9-8.000 a.C., migliorò con il caldo anche seppur secco e si realizzò la presenza di pino silvestre, betulla e poi ci fu la fase del nocciolo fino a raggiungere finalmente il periodo cosiddetto atlantico, optimum climatico, circa tra i 5.500 e i 2.500 a.C., che vide un aumento del caldo e soprattutto dell'umidità e l'espressione massima del querceto misto assieme al faggio, abete bianco e del castagno in pianura, raggiungendo quella condizione che in ecologia si dice climax, ovvero il top di vegetazione che si possa avere in un dato territorio in determinate condizioni ecologiche. Quindi si raggiunse in quel periodo 5.500-2.500 a.C. questa condizione straordinaria. Quindi ci fu l'evoluzione sempre del querceto carpineto misto con presenza di farnia, olmo, carpino nero, bianco, frassino, orniello, sorbi, eccetera, per le stazioni a suoli profondi e freschi, cui si sostituirono i saliceti, i pioppeti e gli ontaneti nelle stazioni più umide o ripari intorno al 1000 a.C. Leggendo lo storico Adolfo de Bérenger, a quel punto interviene l'uomo, che fino allora era stata una presenza sporadica. Fino allora l'uomo aveva rappresentato una componente come tante altre, ben inserite nel complesso dell'ecosistema bosco e rispondeva al meccanismo dell'ecosistema efficiente, che vede il sole posto al centro, che irradia la luce e l'energia elettromagnetica catturata dalla clorofilla, muovendo così tutti i meccanismi e avvia la vegetazione e che riesce a progredire e ad evolversi fino a raggiungere una struttura che copre tutti i livelli possibili, con presenza di più livelli coperti. E per quanto riguarda gli animali, con tutte le nicchie ecologiche occupate da specie animali distribuite nei vari livelli trofici. Abbiamo gli erbivori, gli onnivori, i carnivori e i superpredatori. Un sistema quindi saturo, così ben sistemato che se una componente variava notevolmente la sua posizione, gli altri componenti rimasti reagivano per ristabilire l'equilibrio perso secondo il principio di omeostasi o di autoregolazione sistema. Fino a quel momento il bosco era un ecosistema del tutto naturale, ben equilibrato, e l'uomo si integrava nella complessità di questo ecosistema, capace di autoregolarsi, non era ancora in grado di incidere in modo irreversibile l'equilibrio raggiunto. Era una presenza sporadica, ma da allora non sarà più così. Non mi dilungo, ma raggiungo velocemente. Non sarà più una presenza sporadica e inconsistente, ma si farà sempre più massiccia, rilevante e condizionante. Incominciano i disboscamenti, i dissodamenti del suolo e le attività agricole più massicce, paleoveneti e romani. Non ci si accontenta di raccogliere i frutti del bosco, ma si comincia a tagliare alberi e soprattutto a dissodare aree sempre più grandi di bosco per cedere all'agricoltura. In particolare nel momento del massimo efficienza dell'ecosistema bosco coincise anche il massimo dell'evoluzione del suolo, e questo da tenere presente. 5.000, 4.000, 3.000 anni fa si formarono suoli profondi dove i vari strati erano tutti ben rappresentati ed efficienti. Scusate, avevo dimenticato la diapositiva. Eccola qua. Uno strato superficiale di foglie, rami, tronchi, animaletti e spoglie di animali superiori.
E poi sotto uno strato più scuro, nero, dove ci sono i processi di decomposizione ed umificazione tra la parte organica e quella inorganica. E poi uno strato che dove prevale la sostanza inorganica, ma dove ci sono ancora segni di vita. Gli acidi urici percolano e c'è ancora materia organica indecomposta che si accumula e poggia infine sulla roccia madre. Questa era la condizione, diciamo, top, questa qua che vi indico. Con l'intervento dell'uomo agricoltore tutto cambia e questi strati cominciano a sparire e il terreno si trasforma semplicemente in uno straterello superficiale di sostanza organica, un po' di sostanza inorganica minerale con processi di umificazione molto superficiali e la roccia madre. Oggi alcuni agrari studiosi di suolo parlano apertamente di deserto padano per porre l'accento su questo degrado podologico. Questo vuol dire che le attività di esodamento e agricole hanno distrutto, decapitato quello che era il serbatoio di fertilità. Venendo ora ai giorni nostri, bisogna ricordare che ai tempi dell'Unità d'Italia la sensibilità nei confronti del bosco era minima, c'era solo bisogno di terra per mangiare e combustibile. Ci fu la ripresa di grandi piani di taglio un po' dappertutto, fin dove le condizioni orografiche lo permettevano, lungo l'Appennino, Tosco-Emiliano, in Sardegna, dove furono distrutti antichissimi boschi che custodivano gli ultimi lucus o luci, luoghi arborei sacri romani, e ci fu il passaggio dall'alto fusto al ceduo per motivi industriali, necessità di combustibile per la chimica, paleria, traversine per le ferrovie. Ci fu una grande aggressione fino alla prima grande guerra e se poi aggiungiamo la battaglia del grano del ventennio, vediamo che essa proseguì fino agli anni '20 con riduzioni enormi di fasce boscate, non solo in pianura, ma furono aggrediti anche i boschi collinari fin dove si poteva per ottenere prati e terreno agricolo in alta montagna e ottenere pascoli per l'allevamento e la monticazione del bestiame. Tutto questo continuò fino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi di nuovo ci si accorge di dover proteggere il bosco con l'introduzione di nuove leggi che evitassero i dissodamenti, movimenti terre, disboscamenti a raso e le trasformazioni del terreno e si iniziò a dare impulso a rimboschimenti ex novo su terreni degradati. E qui rientra l'eterno discorso della decapitazione del terreno e del problema di capire quali piante ora mettere a dimora in situazione degradata, nel senso che non è possibile creare un bel bosco di roveri e faggi da oggi e dal domani, con l'introduzione solamente di piante a rapido accrescimento, come può essere il pino nero, il pino canadese o il Douglas o l'abete rosso. Si deve avere il coraggio di mettere a dimora degli arbusti di transizioni che migliorino e preparino il terreno per poi accettare le piante superiori più esigenti. Questo volevo dire come situazione. Attualmente concludo. Forse il cerchio naturale adesso si comporrà in questi fortunati luoghi. Forse gli uomini cominceranno a comprendere veramente, questa è un po' una morale, il valore intrinseco di questo spontaneo e giovane bosco naturale, anche se sporco, talvolta impenetrabile e caotico bosco, che secondo quanto dettato dai ricordi e dalle pratiche di un recente passato contadino non cesserebbe di essere netà, pulito e dare luce e spazio. Anche tra i miei colleghi c'è chi si lamenta che il bosco della dorsale del Visentino è tutto abbandonato, sporco, un vero disastro, ma ripetendo quello già espresso precedentemente, forse anche i forestali non hanno avuto il coraggio di pensare a ritornare al bosco mediante varie successioni e hanno preferito la strada più corta, ponendo a dimora subito nuovi boschi d'alto fusto, ex novo, spesso utilizzando essenze a rapido crescimento. Adesso con l'abbandono della montagna e della collina il bosco in Italia si è ripreso qualcosa come 4-5 milioni di ettari di terreno e questo ha determinato le condizioni di base per il ritorno di grande stile dei grandi ungulati erbivori, senza i quali i predatori soffrirebbero. Noi abbiamo un buco, viviamo un buco di 150 anni, tra noi il bosco di questo tipo e gli animali che stanno tornando. Quindi per concludere, cosa ci rimane da dire? Qual è l'approccio giusto? Fatte tutte queste premesse, il migliore degli approcci possibili che rimane è quello di basarsi sulla verità e realtà delle cose, per quanto possono essere complesse e difficili. Esiste per fortuna il mondo della ricerca, il mondo scientifico, che considera questi animali né buoni né cattivi, ma semplicemente un anello della catena alimentare, una porzione della famosa piramide trofico-alimentare che si insegna alle elementari.
Loro si trovano sulla cima di questa piramide, sono i grandi predatori di terzo o quarto livello. Sopra ci siamo noi e se vogliamo ancora sopra ci sono i detritivori, gli spezzettatori, gli insetti anellidi e soprattutto i decompositori, i funghi e i batteri. Sotto man mano che scendiamo troveremo gli erbivori, forme vegetali sempre più semplici, ma anche sempre più indispensabili e importanti per il suolo. Senza il suolo non c'è vita. Siamo attualmente appena al di sopra dei predatori, non in funzione trofica, non per mangiarli, ma perché siamo i loro grandi competitor, usando un termine caro agli economisti, per quanto riguarda lo spazio, il territorio, la convivenza, la coabitazione. Il bosco può essere definito in molti modi, ma un'interpretazione moderna e che può evitare equivoci è quella secondo il quale il bosco è un ecosistema assai complesso e non banale, un ambiente che può offrire infiniti habitat a moltissime forme viventi naturali, soprattutto se lasciato in pace. E direi che velocemente chiudo, ho voluto porre l'accento appunto sul bosco perché insomma parlare di questi animali è giusto, si potrebbe fare tanti discorsi, ma se non manca la clorofilla, la vegetazione, loro spariscono e sparisce tutto. Quindi adesso stiamo vivendo per me nonostante la sporcizia di questo bosco del Visentino, un momento felice per gli animali. Grazie, scusate. Per l'ennesima volta ho toccato. Allora, se c'è qualcuno ha qualche domanda da fare, se ne vedo già uno. Veloce. Visto che l'orso adesso l'ho visto che è stata gusta, in caso di incontro di un orso come comportarsi? No, lui allora, l'orso a differenza del lupo è un animalone grosso e di cui dobbiamo insomma tenere le giuste precauzioni. Il lupo ci vedrebbe, starebbe lì e poi se ne va, non ci attraccherebbe assolutamente, a meno che non sia problematico, ma non esiste. Con l'orso bisogna farsi vedere, farsi sentire, quindi non nascondersi né correre, quindi stare lì dove si è e le indicazioni sono farsi sentire, cercare di parlare in modo che lui ti metta proprio a fuoco, capisca che tu sei un uomo, perché fa difficoltà anche un po', e una volta che ti ha visto e ti ha capito, prende e se ne va e se ne fugge a gambe elevate. Dopo ci sono stati degli episodi, come tutti sappiamo, discutibili, perché i minimi particolari non li sappiamo, ma comunque se c'è la mamma con i cuccioli, quello è meglio proprio lasciarli stare assolutamente e non cercare di andarli a fare le foto. Quello penso che sia una cosa di buon senso, insomma, no? Cioè, la mamma con i cuccioli non si va a toccare, perché lei ci darà una manata per dirci vattene, ma una manata di una lupa fa molto molto male. Quindi mantenere un comportamento normale. Io ho visto delle immagini di miei colleghi che l'hanno incontrato ed è sempre quella. L'orso anche abbastanza vicino ti guarda, si ferma perché è curioso, si alza anche in piedi, ti annusa, cioè passa un periodo a capirti, a comprenderti. Una volta che ti ha capito sei un uomo, prende e se ne va. Ecco, questo è il meccanismo. Non viene da te, se ne va proprio dalla parte opposta. E il fatto che sia successo che un orso abbia aggredito, ma era coi cuccioli, e poi bisogna capire cosa sia successo realmente, perché se uno insiste a stare lì, no, non è da fare. Allontanarsi lentamente, senza correre, se lui arriva di qua io me ne vado di là e non succede nulla. Io ne ho visti di questi filmati parecchi, perché nel parco delle Dolomiti Feltrine ci sono stati questi incontri, ce ne sono stati con i miei colleghi e tutti quanti mi hanno raccontato questa cosa. Per i lupi ancora meno, proprio se ne vanno, ti annusano e se ne vanno via, scappano. Se qualcuno vuole prendere qualcuno di questi libri, che sono tutti, come diceva Silvia, focalizzati sui nostri animali, sono qui.